Esatto, la partita la dobbiamo giocare sul fronte della prevenzione, soprattutto con i giovani, analizzando il fenomeno del disagio giovanile che molto spesso sfocia nella commissione di atti di bullismo e addirittura di reati. Quindi questo protocollo è un passo verso l'uso delle misure di prevenzione che ritengo che nei confronti dei giovani siano uno strumento indispensabile, al punto tale che oggi, dopo la legge cosiddetta meglio nota come decreto Caivano, che ha esteso i provvedimenti di prevenzione anche ai giovani, ai minorenni, oggi abbiamo allo studio una nuova legislazione che ci permetterà di poter intervenire con altre misure di prevenzione, con l'ammonimento per bullismo e altri strumenti anche nei confronti di soggetti infra 14 anni. E questo diventa indispensabile per poter arrivare alla rieducazione e alla risocializzazione di questi ragazzi. Attraverso il protocollo che oggi abbiamo firmato, il provvedimento di ammonimento sarà seguito da questo percorso di risocializzazione che la USL 2 farà nei confronti del minorenne ammonito, considerando anche la sua famiglia, perché il coinvolgimento delle famiglie è indispensabile.